Nel 1943-44, delle 1500 persone appartenenti alla comunità ebraica veneziana, 248 vennero arrestate e deportate. Appena 8 sopravvissero. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, circa 1100 ebrei rimanevano in città. Nel periodo oscuro e caotico che seguì la capitolazione dell'Italia e la sua occupazione da parte della Germania nell'autunno del 1943, tra gli ebrei che si resero conto del pericolo, alcuni fuggirono in Svizzera, altri rimasero in città e furono nascosti da cittadini coraggiosi che rischiarono a loro volta la loro vita e della loro famiglia. Alcune di queste persone coraggiose hanno ricevuto riconoscimento di giusti tra le nazioni. La figura del giusto fa parte della tradizione ebraica, secondo la quale il giusto è una persona normale capace di distinguere il bene dal male, rifiutando l'indifferenza e assumendosi le sue responsabilità, anche quando è necessario sacrificarsi per gli altri. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il termine giusto delle nazioni è stato utilizzato per indicare i non ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista della Shoah. E in questo sento dentro di me che loro hanno meritato questo riconoscimento di giusto, perché il giusto deve avere il coraggio quasi di rischiare non solo la sua vita, ma la vita dei figli. Come si fa a rischiare la vita dei figli? Che senso della giustizia ci deve essere dentro? A Venezia, presso Villa Eriot, si trova il Giardino dei Giusti, dove, tra le persone onorate in questo giardino, ci sono i coniugi Levorato ed Emilia Taroli, Suor Paola, le cui storie, come vedremo, si incrociano. Giulio e Stella Levorato ricevettero questo importante riconoscimento per aver nascosto ben 2 famiglie, i D'Angeli e i Dina. Marcello e sua moglie Marcella D'Angeli furono i primi a rivolgersi ai coniugi Giulio e Stella Levorato. Rimasero con i Levorato per diversi mesi finché seppero di essere stati segnalati alla questura. Marcella dovette nascondersi a Milano e Marcello nell'ospedale locale. Stella Levorato ogni giorno gli portava un po' di cibo e conforto, ma quando appresero che anche gli ebrei infermi nell'ospedale sarebbero stati arrestati, Stella andò in ospedale, lo vestì e lo aiutò a fuggire. Stella venne più volte interrogata perché era stata vista in ospedale. Nonostante il pericolo appena scampato, i coniugi Levorato, dopo le prime titubanze, non ebbero il coraggio di dire di no ad un'altra famiglia e così nascosero anche la famiglia Dina, Emilio, Enrichetta e il figlio Franco. Essendo diventato troppo pericoloso nascondere anche le 2 figlie piccole dei Dina, Giuseppina e Tina, Stella si rivolse a Emilia Taroli, in religione Suor Paola, madre superiore e direttrice del convento Canale al Pianto, che un tempo si trovava nei pressi della casa di Santa Giustina. Tina Dina ricorda Suor Paola come una persona dolce nell'animo e nelle parole. Anche lei oggi è iscritta nel registro dei giusti tra le nazioni. Nelle memorie inviate a Yad Vashem, Tina racconta che le suore capirono e le accettarono senza problemi, a patto che imitassero tutto quello che facevano le altre bambine. Andare in chiesa tutte le sere, inginocchiarsi, fare il segno della croce e imparare bene le preghiere cattoliche. Il cognome divenne Donà, tipico veneziano, e riuscirono a mangiare un po' di più rispetto a quando stavano nascoste, soprattutto patate e uova, che non era poco a quel tempo. E io li ricordo bene che dicevano: chi aiuta un ebreo o un antifascista o un partigiano subirà la stessa fine, farà la stessa fine. Chi invece denuncia un ebreo o un partigiano o un militare antifascista verrà premiato con 5.000 lire, tanti soldi per un uomo, 3.000 per una donna che vale sempre meno e 1.000 per un bambino. Quindi ci furono anche i delatori, spie che denunciarono ebrei, ci furono e come ci furono quelli che aiutarono, come vi dicevo, a loro rischio e pericolo. Sono 700 i giusti, vengono chiamati giusti, quelli che in Italia aiutarono queste minoranze. A Yad Vashem è il museo dell'Olocausto a Gerusalemme, c'è un viale, grande viale, con alberi molto fronzuti perché il clima è bellissimo lì, e in ogni albero c'è una traghetta
di persone, i giusti, che aiutarono i perseguitati. E gli italiani sono circa 700, aumentano sempre perché viene fuori che c'è, oltre a qualche testimone, ci sono anche alcuni che hanno aiutato che in ritardo vengono riconosciuti. Ma purtroppo la stragrande maggioranza della popolazione fu indifferente